In un Pietro Gangemi ancora a porte chiuse va in scena la 18ª giornata del campionato di promozione. Amici della Wii Sport, il Città di Torregrotta affronta il Giardini Naxos. La formazione di mister Borelli vede ancora l'ultimo posto in classifica con appena 8 punti dopo la sconfitta pesante rimediata la scorsa settimana contro lo Sporting Pedara. Dall'altra parte il Giardini è a quota 22 punti in classifica. La formazione di mister Brunetto vede ancora la possibilità di agganciare il treno playoff dopo l'1-1 contro l'Aci Sant'Antonio. Andiamo a vedere i 22 che scenderanno in campo grazie allo zio delle nostre grafiche. Il Torregrotta che schiera Rotella, Ferlazzo, Casale, La Spada, Merlino, Sofia, Alessandro, Iannello, Brigandì, Ballarò e Sittineri. Apre la partita il signor Milane della sezione di Barcellona, Pozzo di Gotto, sui assistenti Grasso e Triolo, entrambi la sezione di Acireale. Maglia rossa, inserti blu per quanto riguarda il Torregrotta, maglia bianca invece per gli avversari del Giardini che danno il via alle ostilità. Partiamo comunque con il film del primo tempo grazie alle immagini a cura di Daniele Rando. Subito il Torregrotta che prova a rendersi pericoloso, lancio verso Brigandì, siamo all'8° minuto, Brigandì prova a saltare l'avversario, Brigandì dal limite dell'area, va col destro Brigandì, la parata da parte di Ravasco. Prima chance al 12° invece per il Giardini direttamente dal rinvio da parte dell'estremo difensore. Il pallone arriva a Varrica, Varrica va a seminare l'avversario, Varrica col destro, 0-1 Giardini, 12° minuto. La formazione di mister Brunetto ha sbloccato le ostilità con la fuga solitaria da parte del giocatore più rappresentativo, il numero 10 capitano Varrica. Prova a reagire immediatamente il Torregrotta, qui il colpo di testa che va a liberare ancora una volta in area Brigandì. Il calcio di rigore, il Torregrotta non accordato dal direttore di gara a Milane, verrà anche ammonito in questo caso per proteste del giocatore rosso-blu. Calcio di punizione invece per il Giardini, che sfiora solamente il palo calciato da Borzi. Nuovamente il rosso-blu in avanti al 28° incursione da parte di Brigandì che prova a sfondare dall'out mancino. Ancora Brigandì, gioco di gambe, va col sinistro, ma non è facile per Ravasco. Giardini nuovamente in avanti, lancio lungo ancora per Varrica, steso in area di rigore. Forse il fallo però inizia, anzi molto probabilmente il fallo inizia fuori. Proteste veementi per la difesa rosso-blu, calcio di rigore proprio sul punto di battuta. Ci va Varrica, col destro Varrica, intuisce solamente Rodella, ma arriva anche lo 0-2 del Giardini. Il capitano firma la doppietta personale che va a ipotecare anche il risultato in questo momento. Al 30 di gioco il Giardini avanti per 2-0 e piove sul bagnato in casa Torregrotta perché arriva anche l'espulsione per proteste di Capitan Ballarò. Tutto male per la formazione rosso-blu quando si chiude anche il primo tempo, 0-2 fino a questo momento. La doppietta da parte di Varrica decide il match, 0-2 tra Torregrotta e Giardini. Si può ripartire con il film del secondo tempo a parti invertite sul rettangolo verde del Pietro Gangemi. Dopo 2 minuti esce la spada ed entra a battaglia. Questa è la mossa di mister Borelli, calcio d'angolo per il Torregrotta, deve smanacciare Ravasco sul tentativo da parte di Sittineri. Al 7° minuto e ancora il Giardini a rendersi pericoloso, qui il tentativo con la conclusione dalla distanza. Rotella riesce in presa bassa a far solo la sfera, ancora Giardini, dopo 2 minuti c'è Giannetto sul punto di battuta, calcia così col destro Giannetto, pallone di poco alto sopra la traversa. 14° ancora Giardini in avanti dalla sinistra, prova la penetrazione, il pallone calciato così da Vaccaro che non riesce a trovare il bersaglio grosso. È un monologo adesso per la formazione ospite, forte anche del vantaggio numerico, e arriva anche la traversa, sfiora solamente il 3-0 con Longo. Il Giardini al 33° però, proprio quando nessuno ci sperava più, il Torregrotta a rendersi pericoloso, cross dalla destra, il pallone così calciato da Sittineri, vale l'1-2, prova a rientrare in partita la formazione rosso-blu con il proprio attaccante che al 33° accorcia le distanze. Club di speranza per il Torregrotta che però si riversa adesso in avanti, vuole il gol del pareggio. Qui è ancora una volta Ravasco a dire di no a Brigandì al 26°. Torregrotta che riconquista il pallone, sembra avere adesso il mordente giusto con Alessandro che in diagonale non riesce a trovare il gol, sfiora solamente la rete il Torregrotta. Arriva però anche l'espulsione per doppia munizione in casa Giardini, allora ristabilita la parità numerica in campo quando arriva poi l'espulsione con tanto di scenata plateale per il Torregrotta. La seconda di Iannello, resta in 9 uomini la formazione di mister Borelli. Il Giardini allora si ripropone in avanti con il tentativo al 42° da parte di Varrica, chiude in avanti la formazione di mister Brunetto con l'incursione ancora di Varrica che va a decretare praticamente la fine delle ostilità per quanto riguarda l'intero match. Triplice fischio al Pietro Gangemi di Torregrotta, la formazione rosso-blu si arrende anche al Giardini e in una partita dove è successo praticamente di tutto, cede con il risultato di 1-2 da una
una parte, la doppietta di Varrica dall'altra, il gol di City Neri. Il Torre Grotta resta a coda 8 punti in classifica, all'ultimo posto il Giardini vola a meno della zona playoff, adesso a 25 punti. Un cordiale saluto amici della Wisport e alla prossima.